Adesso parliamo di una battaglia per il lavoro giusto, perché i contratti collettivi nazionali esistono i diritti per i lavoratori, ma certe volte noi tutti li dimentichiamo, li mettiamo da parte o abbiamo paura di rivendicarli. Ecco, questa invece è la storia di chi questi diritti li ha rivendicati e grazie insomma alla legge è riuscito ad avere giustizia. Parliamo dei lavoratori dei supermercati DOC. Il giudice del lavoro ha deciso che avranno un indennizzo tra i 3.000 e i 4.000 euro perché non avevano mai goduto dei permessi retribuiti che erano previsti dal loro contratto. Ne parliamo con l'avvocato Mario Soggia, che ha seguito per l'Unione Sindacale di Base questa vicenda. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi tutti. Dicevamo, avvocato, insomma, innanzitutto loro si sono accorti di questa anomalia, che significa che dovremmo stare attenti a leggerli i contratti quando li firmiamo. Mi sembra già un buon punto di partenza. E poi, insomma, grazie a lei si è riusciti poi ad avere giustizia e riceveranno questo indennizzo. Che cosa è accaduto? Ce lo racconta? Sì, certo. Allora, sì, la prima cosa la prima anomalia che hanno ravvisato i lavoratori era che nella busta paga, pur essendoci la stringa relativa ai roll, cioè la riduzione oraria di lavoro o permessi retribuiti, questa stringa non prevedeva nessun tipo di contatore, nel senso che non c'erano indicati quali erano i giorni che erano stati, i giorni o le ore di permesso che erano stati maturati e non goduti. Quindi era assolutamente vuota. Leggendo poi il contratto collettivo per il commercio che era applicato a quei lavoratori, si era visto che essi avrebbero avuto diritto a 72 ore di permesso all'anno. E quindi si sono rivolti al sindacato e quindi a me per rivendicare il godimento di questi permessi e per il futuro, e per il passato l'indennizzo relativo. La Megagest o i supermercati che gestiscono i supermercati DOC hanno contrastato questa domanda affermando che i lavoratori godessero di minuti di pausa durante l'orario lavorativo e che questi minuti erano in grado, idonei ad assorbire le ore di permesso. Questa tesi non l'abbiamo assolutamente condivisa, l'abbiamo in tribunale, diciamo. Abbiamo fatto una battaglia perché questo non avvenisse. Al di là del fatto se fosse vero o meno che si godesse di questi minuti di pausa, ma non era concettualmente accettabile. Ma non penso che siano che siano equiparabili insomma dei permessi per bere un caffè con dei permessi retribuiti, insomma non è un permesso quello, immagino, insomma, per buon senso e logica. Esattamente. E quindi insomma è finita bene per loro. Quanti sono i lavoratori che riceveranno l'indennizzo? Allora, i lavoratori che si sono rivolti, che hanno avuto, come lei diceva giustamente, poi il coraggio di agire, sono stati inizialmente 4-5, ma adesso naturalmente ci stanno chiamando tutti gli altri perché insomma, cioè, il fatto è anche l'indennizzo per il passato, ma anche la possibilità di godere per il futuro di questi permessi, perché certo. Un lavoratore può avere bisogno di fare una visita medica, di accompagnare il figlio a... L'abbiamo persa. Pronto? No, siano concessi, siano goduti da parte dei lavoratori. Questo è quello che rivendicano i lavoratori, cioè un loro diritto che è naturalmente previsto dal contratto collettivo di lavoro. Quindi insomma altri, questo è importante, che altri insomma si siano fatti coraggio, ovviamente alcuni hanno fatto da apripista per portare avanti questa battaglia. Non è l'unica, insomma, avvocato, che portate avanti. Sì. Dicevo, non è l'unica come USB che portate avanti legate proprio ai temi del lavoro. C'è sempre una discrepanza tra quello che è scritto nei contratti e quello che poi viene applicato dalle aziende. Non dico sempre, molte volte, ecco, togliamo il sempre. Molte volte sì, e purtroppo c'è tanta paura ad agire, perché adesso anche la normativa sui licenziamenti è molto più blanda rispetto al passato, quindi si ha paura poi di avere delle ripercussioni proprio in tema di posto di lavoro, questo è il problema.